Trova i ladri in casa e viene colpito a sassate dagli stessi, veramente ha dell'incredibile. Il tutto è successo ieri a Cividale del Friuli. Tentata rapina sabato sera a Cividale del Friuli ai danni di un'abitazione situata nella periferia est della città ducale. I malviventi, due, secondo la testimonianza fornita dal proprietario, gli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza, intervenuti per indagini di polizia giudiziaria, sono entrati nell'abitazione mentre in casa si stava svolgendo la cena con tutta la famiglia. Qualcosa è andato storto insospettendo il padrone di casa che in pochi istanti li ha scovati mentre stavano rovistando della camera da letto. Gli stessi, con fare e felino, sono saltati dalla finestra e raggiunta la vicina sede stradale rincorsi dal capofamiglia. Per evitare di essere raggiunti hanno lanciato verso di lui una fitta sassaiola, utile a dileguarsi nelle tenebre facendo perdere in pochi istanti le tracce. In corso le indagini per risalire agli eventuali autori. Solitamente è il proprietario di casa o l'inquilino, Raffaele Padrone, che fra virgolette si arma, prende il sasso e per difendersi magari lo tira addosso. Magari. A meno che non esistano i fucili a sassi. Ma non entriamo per l'amor di Dio, non entriamo. Questa volta invece, per farla franca, si sono visti inseguiti e hanno dato vita a questa sassaiola. Io vorrei entrare con lei, caro Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP e Polizia di Stato, anche nei meandri della legittima difesa, eccesso di legittima difesa, adesso che sembra andata giù, magari andata per traverso a qualcuno, magari insomma Movimento 5 Stelle o quant'altro, all'interno ovviamente della maggioranza del governo, che però viene perorata sempre di più da Matteo Salvini. Adesso è al vaglio, insomma, dovrà essere ovviamente insomma magari rivista per essere poi approvata. Ma legittima difesa sempre, è giusto secondo lei che il cittadino abbia sempre la possibilità all'interno delle proprie mura nell'estrarre liberamente la pistola e di fare fuoco, aprire fuoco nei confronti appunto del malnato che si presenta a cospetto, dinanzi? Ma intanto buonasera. Ma si diceva fuori onda, no? Ma i telespettatori ci hanno ascoltato, bene che siano stati solamente sassi questi proiettili lanciati da questo proprietario. Io ho dei dubbi su questa legge, nel senso che se diamo la possibilità di sparare a tutti mi può andare bene, ma attenzione, con che capacità? Nel senso che avere un'arma, avere qualsiasi cosa che faccia fuoco e possa uccidere, attenzione, deve essere intanto nelle capacità di chi ce l'ha, di chi la possiede, da chi la detiene, deve avere superato un corso di abilitazione all'uso dell'arma. Allora, fino a che parliamo che un poliziotto in casa sua, un carabiniere, un uomo delle forze dell'ordine, tutti quelli delle forze dell'ordine che hanno in possesso quest'arma, hanno superato un test, vanno a sparare, noi andiamo a sparare minimo ai poligoni, anche qui ne discuteremo un giorno sulla quantità di poligoni che ci sono, quindi scarsissimi. Dobbiamo andare da Pordenone, dobbiamo partire, dobbiamo andare a Trieste, da Pordenone dobbiamo andare a Udine, lasciamo perdere questo discorso, però voglio dire che c'è una certa capacità nell'utilizzo dell'arma. Ora, se noi diamo la possibilità a tutti quanti di avere un'arma in casa, io mi domando, attenzione, se qualcuno non ha mai fatto una prova di sparo, non è così facile poi nelle condizioni di luce, nelle condizioni di ansia, di stato, di stress, cioè psicologica, nel momento in cui una persona, tu ti accorgi che c'è una persona che ti gira in camera, che entra con la luce, tu pensi di alzarti, prendere la pistola, sparare o tenerla sul comodino, prendere e sparare. Attenzione, che non andiamo nella situazione inversa, che questa persona vi disarma e vi spara, magari non era armata, entra in casa, vi ruba la vostra arma e vi spara pure. Quindi attenzione nel dire spariamo. Allora, si diceva prima dei sassi, il bastone, cioè, utilizzare la legittima difesa, questo sì, ma ripeto, attenzione all'uso delle armi da fuoco. No, ma non è questione che se lui c'ha, cioè quello che dico io, non è
sparare, se lui ha la pistola io gli sparo. È proprio una questione psicologica di chi possiede un'arma e nel cuore della notte si sveglia, sente dei rumori, prende la pistola, scende e spara. Ma non è così facile. Ho capito, ma e uno cosa deve fare allora? Ma allora, cioè, si trova davanti, dovrebbero avere, prima di avere la detenzione, è chiaro che devono avere un possesso della pistola denunciata regolarmente, ma con l'utilizzo e l'abilitazione all'uso delle armi. Ma già un e già lì sarà difficile, ecco, è questo che voglio dire, non è così facile. Che già un appartenente alle forze dell'ordine in determinate situazioni non si fida, non si arrischia a sparare, uno che è del mestiere. Certo. Figuriamoci uno che si è avete qualche errore da parte del professionista che utilizza l'arma, li abbiamo sentiti, poliziotti che cascavano, carabinieri che cascavano con l'arma in mano, parte un colpo. Allora ci sono quando parliamo di arma, attenzione, è un argomento delicatissimo, cioè non deve essere frainteso. Allora io non sparo, io sono contro la legge della legittima difesa. Il problema è che questa della legittima difesa viene trasportata anche agli operatori delle forze dell'ordine, l'eccesso di legittima difesa. Allora è un discorso che andiamo a approfondire, ma da lì a dire io l'arma, chi viene dentro casa mia gli sparo, non è così, non è così, non è un film, attenzione. Può succedere qualcosa di grave, e questa è la mia personale preoccupazione come appartenente alla Polizia di Stato. Cioè, voglio dire, è un argomento molto, molto delicato che non quindi lei è favorevole alla nuova normativa introdotta? Sì, se chi detiene l'arma è abilitato, ha le capacità di fare l'utilizzo, di far fuoco, di utilizzare l'arma. E ripeto, il concetto psicologico non te lo dà nessuna abilitazione. Questa è la preoccupazione secondaria, ma è una preoccupazione che chiaramente sono libero di dire, perché potrebbe diventare pericoloso. Ripeto, anche quando si va in servizio non è facile sparare un'altra persona, come diceva lei, non è un appartenente che lo fa di mestiere, non è ha facile. delle difficoltà, perché allora, se detenere l'arma oggi è difficile, se andare a reagire contro una persona è difficile, attenzione a non fare l'abuso di questa situazione. Grazie davvero. Posso ringraziare il vice sindaco e il suo staff o chi ha organizzato, perché questa cosa che ho sentito mentre ero in attesa è credo una cosa grandissima. L'ambulatorio del medico solidale. Sì, esatto, il medico solidale è una cosa grandissima che Pordenone porta a casa. Non so se in altri comuni d'Italia, mi informerò su questa cosa, però devo ringraziare questa organizzazione, perché ho sentito poi dei nomi illustri. Non hanno preso il medico che è uscito non me ne voglia, ma dall'università, senza nulla togliere, certo, ho detto subito, ma sono nomi di persone che sono andate in quiescenza, che veramente, insomma, hanno tanti anni di avevano alle spalle. un nome, insomma, importante in tutte le specialità mediche che ho sentito, insomma. Grazie. Grazie a lei, grazie al dottor Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Parliamo adesso di consumi in Friuli Venezia Giulia. Nel 2018 sono cresciuti auto usate e motoveicoli, osservatorio della Findomestic, lieve crescita nell'acquisto di beni durevoli, soprattutto a causa della performance negativa delle auto nuove. Il servizio